Orazio Guarraci vuole fare il punto sulle varie voci che circolano relativamente alla candidatura. Prima si è ritirato, poi la conferma di una nuova candidatura, ma qual è la vera novità al momento di ora? No, diciamo che il problema nasce dall'incertezza di ottenere una aspettativa per potermi cimentare in campagna elettorale. Questa cosa è stata strumentalizzata ad arte, è stata pompata e sono stati anche raggiunti i candidati al Consiglio Comunale delle mie liste, sono stati, diciamo, tra virgolette, pressati per non dire minacciati o altro, e pertanto si è creato anche un clima di allarmismo, di depotenziamento dell'entusiasmo, e io sinceramente non ho tanta necessità di fare il sindaco di Porto Empedocle. L'ho fatto già 2 volte, l'ho fatto bene, ho dato tante risposte alla città e pertanto registro un clima di squallido, un clima di inquinamento a Porto Empedocle dal punto di vista comportamentale che sinceramente mi sta troppo stretto. Non mi piace più questa situazione, vedo che molti candidati si sono dirottati verso soggetti con i quali hanno fatto tante promesse di tutti i generi, e pertanto è venuto meno anche non solo il mio entusiasmo ma anche l'entusiasmo di tanti miei candidati al Consiglio Comunale. Pertanto io non ne sono più disponibile alla candidatura, volevo semplicemente risolvere tanti problemi della città, ho fatto 2 volte il sindaco quindi non ho la necessità di affiggermi la medaglietta, era semplicemente che con il mio contributo, con la mia esperienza, con la mia conoscenza del procedimento amministrativo e della storia amministrativa del Comune di Porto Empedocle, tutti insieme avremmo potuto risolvere tante problematiche, tante questioni. Ovviamente avrei potuto fare anche sicuramente un passo indietro, faccio il padre nobile, non voglio dividere ma voglio unire, vinca il migliore, e che io non sono con nessuno, circolano delle voci che io appoggio il candidato Martello. Smentisco categoricamente che io appoggio Calogero Martello. Non è vero, anzi, da questo punto di vista, non ho nessuna intenzione di farlo. Quindi volevo semplicemente smentire queste voci perché usano anche strumenti falsi, con messaggi, con fotografie di giornali ed altro. Pertanto, cari concittadini, cerchiamo di fare le cose per bene, scegliere il migliore, in modo tale che la città di Porto Empedocle possa avere un futuro più prospero.